Benvenuti al Salotto del Leggendario. Oggi si parla di cultura, di storia e torniamo a parlare di un periodo che a noi interessa molto perché è un periodo che nasconde e svela allo stesso tempo tanti aneddoti curiosi e tanti fatti storici che riguardano tanto da vicino la regione Liguria. Ospite del Salotto del Leggendario Paolo Ghibaudo, ricercatore, storico, appassionato, insomma Paolo è un po' la tua materia a livello anche un po' passionale? Ciao Paolo. Ciao. Ma guarda, è pieno di misteri questi giorni, questo periodo. Parliamo del 43, 44, 45, come tutti gli avvenimenti di storia. Naturalmente ci sono sempre retroscena, ci sono i segreti che vengono fuori negli anni, tra l'altro. E alcuni arrivano dopo 40-50 anni e riguardano naturalmente avvenimenti di un periodo travagliato, difficilissimo. Però prima di entrare nel dettaglio, Paolo, io vorrei raccontare un aneddoto curioso, perché oggi noi siamo ospiti del Palazzo Imperiale di Genova, salutiamo Raul Bollani che ci ha accolto, e lui anche lui molto curioso di questi fatti storici, perché è bello anche raccontare un po' come ci siamo conosciuti. Io sono uscito con Liguria da brividi e in concomitanza a questo scrissi degli articoli inerenti a questi fatti di Varazze, di Rommel e di questi personaggi che poi doveva essere un po', adesso poi racconteremo un po' la Normandia, no? La Liguria, quello che poi è stato la Normandia. E io mi sono basato su fonti e anche su qualcosa che mi fu segnalato ai tempi. Mi segnalarono questi avvenimenti, questi fatti avvenuti a Varazze e io tramite quei testi poi andai a scrivere l'articolo. Ma non conoscevo la fonte primaria di quei testi, mi sono fidato ciecamente. Un giorno mi arriva un'email da Paolo che giustamente mi segnala la fonte, mi dice guarda che queste cose le ho scritte prima di te. E dico, allora ecco da dove sono arrivate. No, giustamente. Allora abbiamo pensato cosa facciamo? Dobbiamo conoscerci assolutamente e parlare insieme di questo, anche perché poi dopo accenniamo anche a quello che è la tua opera letteraria, 8 settembre, i segreti svelati, però torniamo adesso che ci siamo finalmente incontrati e adesso io voglio sfruttare al massimo la presenza di Paolo perché mi racconterà qualcosa di più. Noi siamo stati a Varazze e Varazze è un po' quella terra, quel paese di cui ci si ricorda di questo Rommel, la volpe del deserto. È una storia interessante questa perché conobbi una signora sui 50 anni che mi disse guarda mia mamma ha conosciuto Rommel a Varazze. La cosa era alquanto strana. In realtà abbiamo cercato di costruire, di capire perché e per quale diavolo di motivo Rommel passeggiava per Varazze. Allora ho avuto modo di parlare con la signora, ormai novantenne, che all'epoca era una giovane impiegata di un'agenzia sul lungomare e una mattina dell'ottobre del 43 vide una macchina parcheggiare, scese Rommel e 2 o 3 accompagnatori e lei chiese al suo datore di lavoro ma quello è Rommel, quasi. E il datore di lavoro, che era il titolare dell'agenzia, disse sì, quello è Rommel. Ma che diavolo faceva a Varazze? Questa è in realtà una questione molto più ampia, perché era a Varazze, come fece poi in realtà il giro di praticamente tutta la riviera, Genova e soprattutto Ponente, perché ci si aspettava, c'era una possibilità concreta, secondo i tedeschi, di uno sbarco in Liguria. Cioè lo sbarco che noi conosciamo della Normandia, la Normandia poteva in realtà, essere... per i tedeschi era molto più probabile che accadesse nel Mediterraneo e accadesse in Liguria. Perché io ho anche letto su alcuni pezzi che forse Churchill aveva anche un po' cercato di depistare, è possibile, portando avanti questa voce? Poteva essere una strategia anche. Sì, i tentativi furono molti. In realtà
All'inizio del 1943 fu deciso lo sbarco nel nord Europa e poi in Normandia, ma i tentativi erano moltissimi di ingannare l'intelligence tedesca e la cosa avvenne con successo. In realtà la Liguria aveva un senso, perché lo sbarco in Liguria avrebbe consentito di arrivare subito in Lombardia e dalla Lombardia avvicinarsi alla Germania. Rommel fu incaricato direttamente da Hitler di occuparsi di approntare le difese per affrontare uno sbarco, che all'epoca era considerato probabile Alta Toscana, Liguria e Provenza. Questa era l'ipotesi che i tedeschi facevano con più sicurezza, e lui venne perché era incaricato di ispezionare come stavano andando i lavori. Quindi in quel periodo c'era un vero e proprio cantiere aperto nella zona ligure. Assolutamente sì. Fino quasi a Genova, diciamo. Compreso Genova e compresa la riviera di Levante, naturalmente. La Liguria era tutta interessata e infatti si parla di Vallo Ligure, giustamente, perché c'era un'infinità di piccole opere, soprattutto in cemento armato, postazioni, cannoni, perché l'attesa era seria, era motivata e c'era molta tensione. E Rommel, essendo conosciuto come un ufficiale molto efficiente, anche un po' dispotico, fu individuato come colui che poteva dare la svolta per la costruzione rapida di tutto quello che occorreva. E io quando sono stato a Varazze sono stato colpito da questa forma piramidale quasi di cemento, i denti di drago, è giusto chiamarli così? Esattamente. Sono delle piramidi alti circa 1,5 metri, 2 metri in cemento armato. Faccio notare un cemento armato che ha resistito al mare fino ad adesso. Ora ce ne sono 2 o 3, mi sembra. 2 o 3 perché gli altri sono finiti probabilmente sul fondo, sotto la sabbia. Ma hanno resistito al mare, è una cosa incredibile veramente, e servivano per contrastare lo sbarco dei mezzi, dei carri armati. E io ho visto delle foto d'epoca dove, ora noi ne abbiamo visti un paio a Varazze, ma era un qualcosa di incredibile perché ce n'era veramente uno ogni 1,5 metri. Sì, sì, e naturalmente tutte le città dove c'era un piccolo golfo dovete immaginarle con la spiaggia piena di naturalmente filo spinato, ma in grande quantità e a più strati, e naturalmente questi denti di drago che servivano invece per i mezzi corazzati, mezzi pesanti, in modo tale che non potessero fisicamente neanche mettere le ruote su una spiaggia, che peraltro era una spiaggia molto ridotta. E devo dirti una cosa, che la curiosità è come diavolo abbiano potuto pensare i tedeschi, sinceramente, di sbarcare in Liguria. Un'operazione praticamente impossibile per via delle spiagge ridottissime e per via del fatto che le colline erano lì sopra e lì sopra c'erano cannoni, mortai di tutti i calibri, insomma un'impresa disperata sarebbe stata. Eppure, nonostante, ecco, molti storici si chiedono come sia stato possibile che i tedeschi si siano convinti che. E uno degli elementi è sicuramente una buona operazione di intelligence che fu fatta soprattutto dagli inglesi. L'altro elemento interessante forse è questo. Abbiamo parlato di Rommel a Varazze, ma naturalmente fece il giro. A Varazze c'era un comando della marina tedesca che non aveva navi, ma aveva il compito di fare i lavori con la compagnia Todd. E quindi in tutte le grandi città o comunque i grandi comuni c'era una realtà organizzativa tedesca che coordinava i lavori. Siamo nell'ottobre, però è successo qualcosa di importante. Settembre 43, un mese prima, armistizio, e durante l'armistizio c'è l'attesa di uno sbarco comunque degli alleati e non sanno dove avverrà. Poi avverrà in Campania e successivamente ad Anzio, ma in realtà la confusione regna, quindi si ipotizza molto più facilmente l'Alta Toscana e ancora una volta la Liguria, lo Spezzino soprattutto. Quindi è una costante questa paura che dura praticamente dal settembre 43 fino a metà del 44, fino allo sbarco in Normandia, di un'attesa spasmodica, direi, e motivata dal loro punto di vista di truppe alleate. Quindi noi se ci dobbiamo immaginare la Liguria nel 1943-1944,
durante la guerra, dobbiamo immaginarci una Liguria pronta ancora più di tante altre zone d'Italia, perché era molto battuta da quelli che erano i cantieri di costruzione proprio da parte dei tedeschi. Guarda, l'occhio attento, ci sono alcuni reportage fotografici della costa ligure ancora nascosti, magari nei boschi, fronte mare, nelle prime colline, ci sono molti bunker in cemento armato ancora esistenti, e ce ne sono veramente tantissimi. Genova è poi ancora un discorso particolare, c'era il porto, quindi un nodo strategico ancora più importante, ma lungo tutta la riviera, da Ventimiglia a Sarzana, è un continuo ripetersi di postazioni o per cannoni, trovate delle piazzole ad esempio, dove venivano installati i cannoni, oppure di veri e propri fortini. E ce ne sono ancora, direi, alcune centinaia oggi. I denti di drago di cui parlavi naturalmente erano amovibili, quindi sono finiti in mare, sono stati recuperati. E un'altra cosa che trovate lungo la Liguria, spesso e volentieri, sono i muri antisbarco. Per esempio tra Cogoleto e Varazze, per rimanere sul posto. Sì, siamo andati a cercarli, se non erro, sì, siamo andati a cercarli nel video e si vede qualcosa. Addirittura ti faccio finire sui muri di sbarco e poi ti chiedo una cosa. Guarda, i muri di sbarco alti questi 2 metri erano posizionati a circa 50-100 metri dalla battigia e avevano un'ulteriore funzione di sbarco, di contenimento da una parte e dall'altra di difesa naturalmente per i soldati. Per una cosa buffa, ecco un'altra curiosità, non un mistero ma una curiosità, se voi andate ai bagni Nautilus di Varazze, che sono dei bagni storici molto grandi, molto conosciuti, nelle fondamenta ancora adesso trovate tranquillamente il muro antisbarco che fa parte della struttura dei bagni che è stata poi costruita negli anni 50. Io ti volevo chiedere, a un certo punto poi a Varazze c'è quel prolungamento, diciamo, sul mare ma dalla parte leggermente più alta, dove ci sono ancora dei pezzi di muro, possiamo dire della difesa, delle postazioni, dove c'è a un certo punto una rientranza, una protezione, dove ci sono ancora le nicchie per le munizioni e per... Sì, per esempio un'altra postazione, ma rimaniamo in 2 chilometri, pensate che questo vale per tutta la costa. C'è una villa storica che si chiama Villa Araba all'inizio della passeggiata di Varazze verso Cogoleto in questo caso, e la vedete ancora adesso, le postazioni delle mitragliatrici e dei cannoni che venivano posizionati. Ora noi non ci pensiamo, ma voi dovete immaginare se torniamo indietro alla Prima Guerra Mondiale, una sorta di trincea permanente. Dove erano impegnati solo sulle riviere almeno 8.000 uomini. Non erano uomini, diciamo, da combattimento vero e proprio. I tedeschi usavano in questo caso mettere soldati di una certa età che non avevano uno spirito combattivo particolare e che destinavano delle difese statiche. E questo è il motivo anche per cui Rommel era preoccupato, perché non aveva a disposizione soldati particolarmente motivati. Sì, Rommel era conosciuto per essere un grande generale, un grande stratega anche. Lui insomma, sul deserto ha segnato abbastanza la storia, devo dire. Però poi a un certo punto cosa succede a Rommel? Perché poi mi sembra che poi cambia un po', no? la strategia. Sì, lui alla fine... Non dico che si allontana, ma quasi forse poi lascia un po' perdere il discorso di Liguria. Ma lui era un nazista, sì, convinto. Fino alla fine del 43 si occupa del lato mediterraneo. Poi si capisce all'inizio del 44 che in realtà lo sbarco probabilmente sarà al nord Europa e viene dirottato con gli stessi compiti nel nord Europa. Dopo lo sbarco in Normandia la fiducia di Hitler verso Rommel decade. Esatto. Lui aveva anche il comando in questo caso della difesa e quindi degli uomini schierati sul campo. Decade e nel frattempo succede un'altra cosa. Abbiamo l'attentato organizzato ad Hitler dove Rommel pare fosse almeno informato e non disse nulla. Nella fase di epurazione che Hitler inaugura subito dopo l'attentato,
tutti coloro che sono vagamente sospettati anche solo di sapere vengono epurati. Rommel, lo saprai, lo vanno a trovare a casa degli incaricati e gli dicono: hai due possibilità, o ti suicidi perché sei comunque considerato un eroe, oppure dobbiamo ucciderti. E lui decide di suicidarsi seduta stante. Nel pomeriggio sale in macchina con questi emissari e si suicida con del veleno. In realtà non era partecipe degli attentati a Hitler, ma Però era al corrente. era probabilmente informato. La sua fiducia dall'altra parte verso Hitler stava decadendo anche quella, quindi era una cosa che stava avvenendo in contemporanea. Si era inclinato, diciamo, il rapporto. Però insomma il Rommel ligure c'è qualche testimonianza, rimane naturalmente, viene in Liguria spesso, e poi, come ti dicevo, verso dicembre si capisce che non è Aria, che non sarà la Liguria per vari elementi che raccolgono, e a questo punto le sue visite sono molto più sporadiche. Per muoversi in Liguria si utilizzava la ferrovia. Eh sì. Però so che tu sei al corrente di qualche aneddoto anche curioso di qualche generale che cercò di muoversi attraverso le ferrovie. Raccontaci qualcosa. Tanto la grande difesa della costa, questo l'ho dimenticato di dirtelo, era fatta anche di treni armati, cioè erano dei treni con dei cannoni che si rifugiavano nelle gallerie e uscivano all'occorrenza. Era una particolarità ligure e siciliana, cioè soprattutto nella zona di Siracusa, cioè dove c'erano delle postazioni portuali molto importanti, c'erano questi treni armati. Erano gli unici due posti d'Italia dove fondamentalmente si trovavano, ma il treno è una cosa anche molto simpatica, perché succede questo: un mese prima dell'arrivo a Rommel a Varazze, ottobre 43, siamo nel agosto, un mese e mezzo, agosto 43, il governo Badoglio, Mussolini è caduto, decide di trattare con gli alleati e manda un emissario, il tal generale Castellano, ovviamente un ufficiale di fiducia, che parte in assoluto segreto in treno per dove? Per Lisbona. E prende il treno, naturalmente parte da Roma il 6 agosto, l'8 agosto, parte in treno, arriva a Genova e il treno all'epoca avrebbe dovuto passare per la Francia. In realtà i ferrovieri, credo in buona fede, a Genova si sbagliano e la sua carrozza viene attaccata al treno che va verso la Francia, lato riviera, lato Mediterraneo. Ci arriva lo stesso a Lisbona, probabilmente con qualche errore, ma la cosa buffa è questa, che questo colpo di fortuna e non di sfortuna gli garantisce di arrivare, perché nel frattempo la ferrovia del Frejus viene bombardata dagli alleati e viene interrotta. Quindi questa casualità lo porta ad arrivare, seppur dopo 6 giorni, prima a Madrid e poi a Lisbona per le trattative sull'armistizio. Quindi nel forse errore alla fine è stato fortunato. Una salvezza. È stato fortunato, sì. E poi ferrovie su Genova hanno un'altra storia sempre in questi avvenimenti. Voi sapete che prima di nominare Badoglio come successore di Mussolini a capo del governo, il re è un po' incerto e valuta l'ipotesi di non nominare Badoglio, ma di nominare il generale Caviglia, che è un ligure, che voi sapete essere di Finale Ligure, e fino all'ultimo rimane abbastanza indeciso. Tant'è che il 7 settembre prende il treno da Genova, il maresciallo Caviglia, e parte per Roma, perché è convocato il giorno dopo, l'8 settembre, a Roma per probabile incarico per sostituire Badoglio, che non soddisfava il re. C'è su questo una specie di spy story sul come è arrivato a Genova, chi l'ha accompagnato, e non solo, su quel treno, oltre a lui, si trova il capo di Stato Maggiore dell'esercito, Ambrosio, che pare avesse concordato con Caviglia questo viaggio. Lui arrivava da Torino, da Genova a Roma nella notte, poi arrivano al mattino presto a Roma, perché una delle ipotesi è che Ambrosio
per conto del re, abbia concordato questo appuntamento sul treno per accordarsi sul giorno successivo. Loro due scendono dal treno a Roma, naturalmente separati, quindi non sappiamo e non sapremo mai se si siano parlati sul treno, molto probabilmente sì. Molto probabilmente sì. Ci sono tante di queste storie curiose, perché ovviamente poi era un'altra epoca, possiamo dirlo, e quindi a differenza di oggi che è tutto documentato, è tutto ripreso, è tutto ascoltato, insomma, io sono stato ad esempio a Villa Pisani a Venezia, dove ci fu il primo incontro tra Hitler e Mussolini e non ci furono neanche gli interpreti perché non vollero nessuno all'interno, però la guida di Villa Pisani ci raccontò che la folla, insomma, aspettava notizie e Mussolini si affacciò dalla finestra e lessero il labiale e disse: questo è pazzo. Confermato. E così ebbe una pessima impressione. Voi dovete sapere che Hitler aveva una venerazione per Mussolini e non viceversa però. E l'altra cosa buffa che non tutti sanno è che Mussolini parlava un discreto tedesco e quindi cercava, anzi rifiutava l'interprete. In realtà quando Hitler parlava velocemente Mussolini aveva delle difficoltà di comprensione, però non l'ammetteva e non l'ha mai ammesso. Però comunque parlava un discreto tedesco, quindi fondamentalmente si capivano, anche se Mussolini non capiva nel dettaglio quando Hitler parlava molto rapidamente. Bene, allora Paolo, abbiamo raccontato un po' di cose, noi abbiamo ancora qualcosa da svelare. Intanto, in poche parole, su questo libro, cosa possiamo dire? Dai, facciamo un po' di pubblicità a 8 settembre, segreti svelati, visto che sei stato così gentile. È un libro che ho presentato al Senato della Repubblica un anno fa. Parla dei segreti, ne abbiamo detto qualcuno, ce ne sono ancora altri naturalmente, legati alla firma dell'armistizio, perché succede veramente di tutto, incredibile, colpi di scena a ripetizione, tradimenti, incomprensioni, è veramente un giallo a tutti gli effetti, purtroppo però un giallo drammatico, perché c'erano in ballo 6 milioni di soldati sparsi per il Mediterraneo che sono stati completamente sorpresi dagli avvenimenti. Quindi invitiamo anche a leggere questo libro, è disponibile in libreria, online, immagino dappertutto, sì. È una edizione tra l'altro già aggiornata, quella che è disponibile, Idrovolante Edizioni, 8 settembre, Segreti Svelati di Paolo Ghibaudo. Ma noi non abbiamo finito, ma vi diciamo di andare a vedere un altro video, perché noi adesso vi salutiamo con un arrivederci, perché abbiamo una mappa, grazie a Matteo della crew del Leggendario, che ci ha portato una mappa che gli è stata donata ai tempi dei tempi, diciamo, e che potrebbe essere un contenuto esclusivo. Io sfrutterò la presenza, la gentilezza, la disponibilità di Paolo Ghibaudo e proveremo a raccontarvi qualcosa a riguardo. L'avete vista, l'avete sfiorata durante questo salotto del Leggendario, ma ora entriamo nel dettaglio. Intanto grazie al Palazzo Imperiale per aver ospitato questa puntata del salotto, grazie Paolo Ghibaudo. Grazie a voi. E noi ci vediamo al prossimo video che è lì, andate in descrizione, cliccate il link e vi svegliamo la mappa.